Eccoci qua, andiamo subito con le operazioni preliminari. Operation preliminari che mancavano da un po'. Mancavano da troppo, oserei dire. Operation preliminari. Eccoci qua. Ecco Francone, l'uomo con la vocina più bella. Kaiser Francone, mamma mia, che vocina che ha il mio Francone. Giuro che lo voglio sopra il comodino. È proprio una speranza che ho un giorno di avere Francone sul comodino, che mi saluta. Ok, ok, e ok. Andiamo di tablettone. Allora. Dai che andiamo di tablettone, senza tablettone non so stare. Allora, ecco Tognin, ecco Gasperini, Caleb, Vale Gamer, Roland Veronesi, ciao bello. Era il Togno come gode. Ciao, eccolo qua Bartolucci, eccolo qua Polemangai, che deve tornare alla grande Polemangai con le sue storielle. Ivan Antonio Comincini, ciao bello, ecco Gervasi, ecco Zincaro, ecco un po' tutti. Siamo pronti per l'ennesima avventura, dopo 1000 emozioni negative, positive, vittoria dello scudetto, Europa League, Supercoppe varie, perfino una vittoria coreana in Supercoppa europea, dopo lo spettro della retrocessione a tavolino per il primo fallimento, Api che vola a Dubai, Api che rimane a Dubai, secondo fallimento. La squadra se ne va, si spezza in due tronconi, il Venezia rimane il Venezia, lo zoccolo duro, che vuole diventare la prima squadra della Laguna. È il nuovo team formato da questi giovani ragazzotti che ormai non sono più tanto giovani, ma che hanno voglia di stupire ancora. Ciao Lorenzo Brandoni, ciao Sidoti, Lorenzo Rovere, il piccolo Amedeo. Vai, vai, tutti che devono mettere like, cazzo, per questo inizio. Allora, schema di gioco. Questa sulla carta, ecco, già veneziano è messo male, molto bene. Questa comunque è la squadra, diciamo, che comincerà questa prima partita, che è la titolare di questo istante. Quindi per questa prima partita non guardiamo le freccette, dalla prossima chiaramente cominciamo a guardare. Già veneziano non è proprio una forma strepitosa, abbiamo già un Mari molto in forma. Siamo in tanti, ragazzi, quindi dopo dovrò assolutamente vedere un po' come si dice, il tutto. Allora, qualcuno chiaramente dovrà stare anche in tribuna. Il Bartolucci, salutato Bartolucci, Ditino. Il mitico Ditaino. Allora, vediamo chi portiamo. Ora, chi è meno, diciamo, messo peggio, non lo porto, chiaramente. Ok. Ah, cazzo, anche il piccolo Amedeo, però qua, diciamo, il Bode sta messo male. Ok, difensori, perché abbiamo... Allora... difensori ne abbiamo un difensore centrale di riserva, 2 TD, ne basta uno. In questo momento Uguccioni sta peggio, portiamo Bianchini, 2 centrali, preferisco le 2 centrali, non si sa mai. Ok ragazzi, siamo bellissimi ragazzi, siamo pronti raga. Primo derby, ma il vero derby sarà proprio contro il Venezia, che fa la voce grossa perché ha vinto qualcosa, ma ha vinto qualcosa solo grazie a noi. Un solo grido si alzerà, è nato lo zoccolo duro, la 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 la. Si parte ragazzi, guardate la Dominatori Sexy Arena. Una sola squadra. Cioè, guardate il nostro logo, ragazzi, vuol dire tutto. Guarda le magliette, madonna che bello. Guarda veneziano. Speriamo di vedere una partita interessante. Le maglie sono fantastiche, ragazzi, Olanda 88, ciao. Ecco l'arcangelo bianco. Si parte, raga. Mamma che tensione.
Ricordo sempre il livello superstar. Siamo forti sulla carta, ma lo sappiamo che sarà durissima. Soprattutto perché siamo una squadra del primo anno di esistenza, fondata. Oggi siamo, che giorno scusate? Il 7 ottobre, cioè ieri, 2018, ricordiamola questa data. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Ciao Gigi Palla, chissà se... Guardate che roba! Ciao! Pronti per la battaglia? Sì, inizia il primo match della storia dello Zoccolo Duro Team. E subito parte con la morte di qualcuno. E se ne avvede l'arbitro. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Il presidente. Vediamo se sarà il primo gol di un difensore centrale che non c'è mai stato nella storia del Venezia, ma ci siamo allo Zoccolo, quindi chi segnerà il primo gol nella storia dello Zoccolo? Deve fare molta attenzione. Attenzione, subito partiamo malissimo. Se ne va. È ancora FIFA, cazzo, aspetta, porca puttana. Ok. Sidoti, subito di classe. La prima partita alla guida di questa squadra. Ole Mangai. Anche la prima panchina della carriera in assoluto per il nuovo allenatore. Terence, cosa mi sai dire veneziano. Luca? Stavolta mi cogli impreparato. So che una frangia della tifoseria Effetto non ha gradito la scelta, questo Sidoti. è sicuro. Indubbiamente Terence. è stata una scelta coraggiosa. L'apprendista di Chopin. La maggior parte dei tifosi oggi non faranno mancare. Yoga Bonito, l'uomo più magro del mondo. C'è tensione, ragazzi, ancora un po' i tasti di FIFA, porca troia. Bella serie di passaggi. Guarda che maglie, ragazzi, le maglie sono una cosa d'orgasmo, Con lo sponsor roll. Attenzione Mito, corri Mito, bravo Mito. Ragazzi, siamo scarsetti, ma che piccino che è, ma... Né dall'altra. Gai. Agi. Agi. Cerca la profondità. Sidoti. Concordo Sidoti. Rimessa laterale. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. Vai Lorenzo. Grazie Sidoti. Ottimo di sarà la grande faida con Bartolucci. Vediamo se tornerà anche qua allo Zoccolo. Chi farà il primo gol dello Zoccolo? Chi lo sa. L'apprendista. Brava l'apprendista! Madonna, l'apprendista da 602 metri! L'apprendista di Chopin! L'apprendista di Chopin! Cosa ha messo da 40 metri? Mamma mia, l'apprendista, primo gol. Eyman ti do un piccolo do un piccolo coso, lavora Eyman. Segnati il primo gol della storia dello Zoccolo Zincaro. Guardate che roba! Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Zincaro? Guardate che roba. Eyman la passa indietro. Boh! Ed è subito 1-0. Mamma mia! Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la ciao partita, Terence. ma non possono permettersi cali di concentrazione. Mamma Zincaro, segna tutto Eyman, segna tutto Eyman, che devono fare tutte le storie statistiche, la partita con più gol, la partita con meno gol, la partita con più cazzi. Bravo Mito. Ma che ha fatto Zincaro? Questa è una grande parata. Cosa ha fatto Zincaro? Che si è inventato Zinca, ragazzi. Non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po'. Il primo gol bruttissimo proprio. Beh, non aveva scelta in questa Mamma mia Zincaro, la squadra è un po' lenta, si sente che ancora manca insomma l'intesa, perché ripeto, la prima partita in questo stadio al Dominatori Sexy Arena. Attenzione subito, gol del Verona, pareggia subito il Verona. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Vabbè ragazzi, sarà dura, lo sappiamo. Il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Ciao Angelo. Subito purtroppo pareggia il Verona. Perfetta parità dunque. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando. Primo gol subito. Pintus, Nasdaq. L'apprendista, gol magico comunque. Siamo ancora un po' eccitati. Yoga Bonito. Subito Bonito, magrissimo Bonito. Magrissimo ma bellissimo. Agi. Gai. Ah, male. Calma. Ha avuto un attimo di esitazione. Uguccioni, ti ho salutato, Uguccioni. Se alzarsi o rimanere primo gol subito. Per invitarli al tiro dalla distanza. Ma perché Gai mi fa ridere sempre? Il piccolo Gai. Si è visto pochissimo veneziano, anzi mai. Terence.
Terence. Il compagno. Intercetta il passaggio, pericolo. Lo veneziano sappiamo è un rapace d'aria, basta un pallone al cume. Che ha accettato questa sfida con Michelotto, Agi, Eyman e il tirchio di Tognin. Questa cordata. Sviluppi tutti da seguire. Termina così il primo tempo. Finora abbiamo assistito a una gara giocata a viso aperto da entrambe Primo le tempo, formazioni. insomma, che ha portato a un gol iper strepitoso, ma anche a un gol conclusivo. subito. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Occhio ragazzi, occhio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Brutta questa. Mito show. Mito ci salva, Gai. Bravissimo Gai, bellissimo ed elegantissimo. Per effetto serra, l'uomo ossigenato. Concorde Sidoti, bellissimo uomo. Madonna, Sidoti fa un capolavoro di Sidoti. Alexandro. Veneziano tocca il primo vero pallone. Mamma mia, come siamo chiusi. Prova a verticalizzare. Si è chiuso molto il Verona, raga, mamma mia. Manuale, sfuma l'azione offensiva degli avversari. Abbiamo vinto solo una volta la prima partita, proprio nell'ultimo campionato di Serie B. E passa. No. Trova il compagno in buona posizione sulla destra. Si vede che non c'è intesa, ragazzi. No! Mamma mia. Pallone alto nello spazio. Arriva sulla palla, interrompe. No, non ci credo. Mito ancora. Facciamo fatica, Sidoti. Attenzione Gai. Bravissimo Gai. Ad astuzia Gai. Terence. Effetto serra. Si libera la grande. Fuori gioco. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il fuorigioco c'è. Ci ha salvato il culo finora Mito, Lancio lungo del portiere. Partita lentissima, però si vede che le squadre hanno paura. È un derby, già derby la prima. Il Tonio. E non c'è troppo tempo ancora da giocare. Agi per il per Terence. È messo troppo poco tempo però, Adesso alziamo un po'. Ora vediamo chi ha messo male Veneziano. Proprio non c'è oggi. Mettiamo Francone, Kaiser. E mettiamo la riserva d'oro, il Duca, che è passato trequartista dopo i grandi progressi. Ci mette il grandissimo Gai. Veneziano. Vuole la profondità. Tognin, bel lancio di bell'assist di Tognin. Terence fuori di un soffio. Fuori gioco però. Mamma mia, dai. 1-1, esce un veneziano spento. Veneziano dopo le grandi stagioni dall'altro anno la Serie B non l'aveva digerita molto, poi l'altro fallimento, bisogna un po' ritrovarlo Veneziano. Per me è un giocatore che si sentiva già pronto per vincere la UEFA Champions. Non puoi permetterti di fare troppi complimenti. Sta all'arbitro poi decidere se sta esagerando. Occhio ragazzi, però non voglio proprio prendere il gol, va bene con pareggio la prima. Appoggia sulla fascia. Cerca un compagno. No, senza tanti ma no, è rigore. Non è chiaro se si trovasse già all'interno dell'area di rigore. Per l'arbitro non è rigore. Mamma mia. Dal limite. Mamma mia. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Stiamo attenti però ragazzi. Buttala via. Bravo. La difesa allontana la palla. Attacco qua del Verona, attenzione. È in ottimo, può colpire. Bravissimi. Ha sprecato per Mito, buttala su bene. Zincaro, che gol ancora, mamma mia. Dai, il Duca per Tognin, eccolo qua, Yoga Bonito. Ottimo intervento. Stiamo sbagliando tanto, mamma mia, se sarà dura questo primo anno. Non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti. Abbiamo giocato poco, in 2 anni abbiamo giocato praticamente mezze stagioni. Allarga sulla fascia. Solo Tognin è rimasto magro, cioè gli altri sono imbolsiti. Vai Tonio. Vogliamo l'assist di Tonio. Il Kaiser, mamma mia. Finisce qua. Ecco Michelotto. Finisce qui. E conquistano dunque il primo punto della stagione. Un punticino, dai, va bene la prima partita. Di oggi, però non potevamo pretendere le cose scoppiettanti. Zincaro però ha fatto un gol, mamma mia. Cosa ha fatto Zinca? Si parte con il logo vero del mondo.
Non vedo l'ora di giocare contro il Venezia, che sarà una sfida... Non sarà una sfida facile per noi. Attenzione, subito qualcosa. Lottatore Pintus. Pintus parte bene. Peccato, ha preso alla fine anche un gol stupido, non abbiamo fatto un gol magico, oserei. No, aspetta il tempo però. Troppo poco tempo, troppo poco tempo. Otto giocatori, beh, è chiaro che siamo talmente messi male che... Attenzione, Pintus già in nazionale, ricordiamo che abbiamo fatto un europeo, finito non benissimo, perché chiaramente la storyline continua, ragazzi, se non siamo al primo, cioè, siamo il primo anno della Zoccolo Team, ma in realtà siamo già al quinto o sesto anno. Allora, Agi lo vuole il Nottingham Forest, ma niente, tutti sono troppo legati a questa squadra. Sì, eliminati dai Mangia Baguette. Ok. Vediamo che la seconda giornata contro il Crotone. Contro il Crotone dobbiamo fare i primi 3 punti, ancora in casa. Che palle, neanche non le guardo più, cazzo. Lo so, non è la storyline. Guardate che bello che è Bartolucci. Bartolucci deve fare veramente qualcosa di importante. C'è una faida che continua da anni ormai. Facciamo 7 minuti. Dai. Dopo vediamo come gira. Ok, vediamo lo schema di gioco. Rodolfo già messo non bene. No, prima devo fare una cosa però, attenzione. Scusate. Allora, qua dobbiamo fare una cosa importante. Allora, vediamo i ruoli. Qua adesso sto mettendo solamente la base, dopo è chiaro che cambierà ogni partita. Allora, un TD basta di riserva. Vabbè, Darkstar chiaramente qua. Giangrosso. No, Giangrosso per forza. Ok. Ok. Diciamo micro. Però... c'è un micro comunque più vecchio come zoccolo. Bianchino, Guccioni, vabbè. Dopo è chiaro che, ripeto, non sarà così in base dopo come va la forma. Allora, Gervasi è già messo male, entra Giangrosso. Eccolo qua subito Amedeo, il Bode è ancora fuori forma, mamma mia. Ok, qua Bianchini al posto di un Dark che comincia come sempre di merda. Ok, vediamo qua giocatori in attacco, Api e Giangrosso. Vediamo chi sarà il primo difensore centrale a segnare. Ragazzi, è una cosa volevo chiedere, come lag a posto, perché sai, con le ultime patch, Smoke patch erano un po' laggose. Stiamo giocando anche quasi in 4K, quindi volevo sapere se avete visto rallentamenti o cose varie. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Vai, secondo match. E ora si fa sul serio. L'apprendista, mamma mia, l'apprendista, ragazzi, com'è partito l'apprendista? Ottima pressione la sua. Tutto a posto sembra. Cerca la profondità, sulla fascia. Attenzione. Ha spazio sulla fascia. Ci mette il fisico. Sidoti, peccato. Il pallone. Tutto a posto, sì, confermatemelo anche altri da parte Gui. Vai ragazzi. Sì, madonna, Zincara è partito in maniera oscena. Il Zinca. Prova con la palla lunga. Per il veneziano che deve trovare gli stimoli. Grazie ragazzi. Deve trovare gli stimoli. Sceglie bene il tempo ed evita così ogni rischio. Il veneziano è così, lui voleva il pallone d'oro. Ci mette il piede e conquista il pallone. Cercano un'azione veloce. Il piccolo Amedeo, Little Wonder per Agi. Agi. Agi bellissimo, peccato. Eyman come sempre, se non parte male in B non è lui. Scodella in avanti. Grizzly sbaglia.
Massidoti fa una bellissima diagonale. In cui c'è superiorità Api 3, Killer B. decisamente meglio. Come d'incanto Heyman, veneziano. Vuole il primo tiro, il cume di sinistro. Peccato. Grande istinto del portiere. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio. Come il Verona aveva Neymar in panca. Si libera la grande. Allarga sulla fascia. C'è il cross. Occhio. Bravo Mito. Lungo passaggio in avanti. Stojan. Bravissimo Agi. Voglio capire se veramente il Verona ha preso Neymar. Bella rete di passaggi. Decide di sfruttare la fascia. Cerca di sfruttare Occhio. lo spazio sulla fascia. Bravo Sidoti che parte subito con classe e diligenza. C'è la palla lunga in avanti. Cerca di lanciare il compagno. Intercetta il passaggio, pericolo. Bravo Pintus. Prova a verticalizzare. No ma ragazzi, ma voglio capire se è vera sta cosa di Neymar, grazie, perché mi state distraendo con questo commento curioso. Cerca di allungare il No! ci mette la testa. Bravo Mito, ancora Mito, come sempre. Passaggio in avanti. Stiamo soffrendo tanto però, Adrian Stojan ci prova con una palla bassa. Ah, campionato. Pintus. Agi, dai concentration please. Amedeo. Eccolo qua, Little Wonder. La piccola meraviglia. Ecco Little Wonder, piccolino ma velocissimo. Prosegue la sua corsa. Little Wonder, ah, cross non propriamente meraviglioso. Mamma mia. C'è spazio La piccola meraviglia non ci credo. Vive la Sorca Game Player, sempre e comunque. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Il nostro logo ce lo fa capire. Cercano un modo per far breccia nella difesa. E magari recupera Terence. No, no, no. Mamma mia ragazzi, che fatica. Il pubblico lo sa. Tanti veneziani sono spostati alla Dominatori Sexy Arena. Terence, Ambuco. Terence ci prova. Mamma mia. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Dai ragazzi, dai. Agi. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Amedeo. I giocatori fanno a sportellate. Ottimo il fraseggio. Attenti La raga. mette sulla sinistra. Stojan. Roba nostra. Bravo Api. Mito. No, Mito scivola. Mamma mia. Primo tempo che finisce qui. Non sento supporto. Vogliamo più supporto, cazzo. La rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Primo tempo che vola via. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. E iniziano i secondi 45 Sembrano minuti. veloci le partite, però. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Api. Gai. Cerca un compagno. Veneziano si gira bene qua. Agi. Attenzione, tiro da dimenticare. Dai Agi, Un dai. molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Bravissimo Terence, grande recupero. Il Cume però ragazzi, il Cume bisogna ritrovarlo, il Cume lo sappiamo che non vuole più la B. Veneziano non la vuole la B. È così, Veneziano ormai sente un top player affermato. È davvero una bella serie di passaggi. Veneziano. Ci prova. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran Ciao classe, Giuseppe un'autentica Francesco parata di Barrera. sprint questa. Terence, giocando bene Terence. Il piccolo Amedeo. Di ripartire. Cerca spazio. Amedeo lancia Prova molto la bene Veneziano. Arriva sulla Mamma palla, mia interrompe Veneziano. l'azione. Mamma Poteva mia essere un contropiede Veneziano. interessante questo, peccato. Palla giocata alta sulla fascia. Attenzione, non adesso. Riceve un pallone interessante. Bravissimo Agi, che ripiego. Palla in avanti, Grande verso il Agi. compagno. Qui può partire il contropiede. Veneziano prova a lanciare Gioca con Little lungo. Wonder.
la piccola meraviglia non ce la fa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. C'è veramente il cume dei problemi, lo so che non andiamo in A. Allora. Esordio per Rocco Barocco. Anche se non ha giocato male Terence, ma devo un po' provarli. Entra Tognin. E ancora Francone per un veneziano. A dir poco scandaloso, capitano. Gai. Prova a verticalizzare. La ghicchia un filino? Non poteva fare molto altro. È riuscito a passare. Può provare. È Bravo, stato Mito. splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. C'è la palla lunga in avanti. Coprono bene e alla fine riescono Dai, anche a ragazzi, spezzare dai. la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Dai, raga, ho bisogno del Kaiser. Da quando ho sentito la voce del Kaiser la mia vita è cambiata in meglio. Madonna, che carino che è il Kaiser. Devo fare una. Devo venire su Discord e farmi una ciaccolata con Kaiser, così sto più tranquillo. Attenzione però. Occhio, raga, occhio. Ottimo pass. Ecco che fa il tiro. No, del crotone. Estremo difensore. Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a inseguire senza nessuna difficoltà. Mamma mia che inizio. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Il Crotone segna il gol che sblocca la gara. Tognin, Ci hanno messo un po', ma se lo Tognin. meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Nasdaq. Ecco il traversone. Tocca con la Attenzione il Kaiser, non ci credo. Sono andati veramente vicini al pareggio. Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Devono continuare così. Barocco. Incredibile, miracolo su Kaiser. Non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La squadra fa fatica, la squadra fa fatica. Giangrosso, bravo Grizzly. Zincaro. Per Gai, deve essere l'incanto della Gai. Agi però, le 2 stelline. Agi, Agi. Francone non ce la fa. C'è l'opportunità per il contropiede. Agi, Agi, vai Agi. Ma ogni secondo è prezioso. No, mamma mia ragazzi. Pericolo. Uno che ha 90 di Meglio in passaggi non può questa fare ste robe circolazione però. della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Bella serie di passaggi. Finisce qua ragazzi, Pallone subito alto e sconfitta. lungo Mamma sulla mia che fascia. inizio disastroso. La cross in mezzo. Ed ecco il colpo di testa. Mito ancora. Lungo passaggio in avanti. E l'arbitro dice che Vabbè. e così hanno lasciato i 3 punti agli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine questo è un risultato che ci può stare. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Va bene ragazzi, cioè inizio diciamo abbastanza negativo. Vediamo il Venezia com'è. Il Venezia è 11°, a 3 punti, una vittoria e una sconfitta. Vabbè, ci vuole tempo raga, cioè, lo sapevo assolutamente, so come ho fatto i giocatori e lo immaginavo. Bravo Ronaldo. Vabbè, non dobbiamo aver paura. C'è solo bisogno del supporto ragazzi. Siamo contro l'Ascoli Picchio. Giochiamo tutti in casa quest'anno, che bello. Pintus non sta molto bene. Debutto per Uguccioni. Veneziano non parte dal primo minuto perché sta facendo veramente cagare. Ancora Francone il Bodo non vuole entrare in condizione. Il Duca qua. Debutto per Michelotto. Dobbiamo fare un po' di prove chiaramente. Mettiamo Gasperini. Lo mettiamo al posto di Giangrosso. Vediamo che lo possiamo mettere un secondo tempo. Devo fare un po' di esperimenti anche ragazzi per capire la squadra.
Ciao Luigi e Barone. Purtroppo un inizio difficile, ma ripeto, era chiaro. Siamo una squadra appena nata. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa. Scusate, ho sbagliato la fascia. Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente La non vorrei essere da fascia. nessun'altra parte. Andiamo al Duca, che è giusto il Duca. Dopo tutto quello che ha fatto per noi il Duca, ragazzi. Kaiser. Il Duca perde subito palla. L'arbitro ha ravvisato Fallo. un'irregolarità. Michelotto alla 99, ragazzi. Che ignoranza. Oddio, perché sta roba? No, devo cambiare le punizioni. Cioè, il più forte a battere non è possibile, perché in realtà il più forte dovrebbe essere... Ah, perché non c'è Eyman. Michelotto. Il Duca. Madonna, ma quanti errori di passaggio, ragazzi. Sveglia però adesso, Ci ho messo rotti i coglioni, sinceramente, la terza giornata. Rafael Martigno cerca l'uomo là davanti. Bravo Api. Poteva Ugo essere un Cioni. contropiede interessante questo. Peccato. Agi. Vai Agi, dai Agi, dai Agi. Cerca un compagno. Attenzione al tiro. Mamma mia, che Tiro male da sta giocando. Ancora dimenticare. FIFA, Un secondo me. contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ci ti ho messo 99 come i millimetri del tuo pene, perché sono millimetri, amore. Michelotto. No, Maurizio, subito errore scandaloso di Mauri. Cerca il tiro. Bravo, Perfetta Mito. la parata. Il portiere è rimasto concentrato, è stato Gervasi. molto bravo. Sidoti, Concorde, Sidoti. No, ragazzi, ma se giochiamo così andiamo in Ha fatto C. buona guardia. Lancio lungo del portiere. Mauri. Duca. Allarga sulla fascia. Palla Terence. intercettata. Ottimo. Vai il suo Terence, senso della vai. posizione. Niente da fare. Mamma. Prova Per a il cambiare momento la situazione veramente con una giocata in avanti. non mi esprimo, ma le dura. Nessun gol finora. Kupish. Serve più ragazzi, serve più È supporto riuscito a però. passare. Occhio al tiro. Grande Il Mito, portiere l'unico che dice si di salva no. in questo È stato istante è Mito. splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe. Ciao, Nicolò Pardo. Una parata distinto questa. Raga, supporto, cazzo, siamo lo zoccolo. È nata una nuova squadra, abbiamo un punto in 2 partite, stiamo soffrendo anche qua. Uguccioni al debutto assoluto. Uguccioni. Può far tutto Ugo. Bravo Kaiser. Fa sportellate con il suo marcatore. Bravo Kaiser di cuore. Ciao Mirko Pico. Sidoti prova il calcio d'angolo. Attenzione, mamma mia! Fuori misura. Si stava regalando il primo gol di un difensore centrale. Non poteva fare molto di più. Palla giocata alta sulla fascia. Riesce ad intercettare. Gervasi. Mito si butta da solo. Ultimo passaggio Francone di impreciso, sponda. poteva essere una buona Per opportunità. Tognin. E il Al centro Tonio, c'è sempre mamma meno mia spazio, bisogna ragazzi. essere precisi e veloci nel passaggio. Bravissimo Picella, il presidente anche se a Dubai. Faceva molto C'è pericoloso. sempre, almeno come giocatore. Cerca di Attenzione, sfruttare Francone, lo ma non deve spazio stare là sulla Francone però. fascia. E trova il compagno. Tognin. Riceve in ottima Francone. posizione. Agi. Cerca il tiro. Tere! Ole! Primo gol di Terence con la maglia dello zoccolo duro team. Sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla Segnerò sulla tutto, anche seconda. quanti gol e assist Si è fatto in tutte le trovare stagioni, pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Grande Si comincia Terenzino. dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Agi. 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 Può far tutto Agi da un suo gol è nato
Da un suo tiro, Francone, il Kaiser. Boom, mamma mia il Kaiser. Sta giocando molto meglio di Veneziano il Kaiser. Pupic prende l'iniziativa e la Veneziano non prevenuto e neanche il Bode che deve ancora giocare. Non in gran forma. Troppi bagordi in questi 2 anni che ha giocato poco. Agi ha preso in mano lo zoccolo. Bella apertura. Tognin, bravissimo Tognin! Mamma mia! Mamma mia il Togno! 2-0. Sono già scappati via. Che magro, mamma mia, fa spavento. Bravo Tonio. Fare meglio, un tiro perfetto. Credo che nessun portiere al mondo ci sarebbe arrivato. 2-0. Conclusione angolatissima. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono Gervasi, permettersi Rodolfo di Valentino. controllarla. Sbaglio, serve la classe di Rodolfo. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. Qualche spunto sulla prima parte di Dai, gara. dai, stiamo Loro tornando. sono 2 lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo. Mamma, bellissimo gol di Tonio che parte sempre bene, c'è da dire. 2-0. Un verdetto Dopo si perde un po' importante come dopo tutti questi diciamo primi yoga 45 bonito. minuti. L'azione è già ripresa. I 2 allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Attenzione. No, che dormita, gol incredibile. Mamma mia che dormita difensiva, Rossetti 2-1. Gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. Senza il come si vince, non si è sì. lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha Troppi favorito errori il gol. in difesa, Adesso però deve cercare qualche di mito ha stare trovato un po' tranquillo e Michelotto. rientrare con la testa in partita. Michelotto non ha cominciato proprio Si bene. comincia con un solo gol di scarto. Dovevano segnare Mamma prima mia, possibile eccolo in questo qua secondo Gervasi, tempo e l'hanno fatto. uno dei difensori Ora più devono belli puntare della al storia del pareggio. calcio moderno. Prova la giocata nello spazio. Lungo passaggio in avanti. Hai ragione Amedeo, calma. Maurizio, eccolo qua cosa deve fare Maurizio. Tognin, Tognin, Tognin. Boom, Terence! Fuori di molto. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande Come l'occasione rimette che in siano panca riusciti a creare. È tornato Però la difesa Mauri doveva in fare tutto di il suo più, splendore non si può lasciare psicomentale. crossare con tanta facilità. Cerchiamo di tenerla perché da 2-0 Non mi è mangerebbero i andato coglioni. lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Mamma mia che rischio. Palla in Qua profondità Michelotto fa sulla una buona fascia. cosa. Fallo, nessun dubbio. L'Ascoli non ha fatto Puccioni. bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati. Francone Soprattutto per il di non Duca. concludere. Bravo Duca, Piuttosto bravo Duca, sfortunato bravo. qui, però il pallone è uscito di un nulla. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Puccioni ha fatto una buona partita per il momento, Provano a ripartire da dietro. Bravissimo Kaiser, Michelotto, bello per Terence. Effetto Serra. Effetto Serra. Ma mi ha provato Bonito. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. A trovare un soprannome anche per Gasperini e Ugoccioni. Cerca la profondità sulla fascia. Ti prego Apicella, ti prego Apri3, l'ape assassina, l'ape assassina. E bravissimo, però Terence la perde male. Deve continuare così. A fare dei cambi. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Infatti. Michelotto mi serve adesso. Mettiamo il Bode che può far salire la squadra. No, Gasperini, dobbiamo provare anche Gasperini, ragazzi. Dobbiamo un po' rischiarle perché e l'Arcangelo. Però Alessandro oggi non proprio in condizioni ottimali a livello di prestazione. Bravo Mauri, esce bene Mauri. Terence. Vai Kaiser. Vai Kaiser Francone. Bravissimo, però poi non riesce a prenderla. Il portiere la calcia Queste lontano. situazioni in cui c'è superiorità numerica Goccia di vanno rugiada. sfruttate decisamente meglio. Oh, se vi piace, va bene. Ottima pressione la sua. Michelotto di arroganza, poi però la perde. Rafael Martigno. Attenti, raga, attenti. No, ma dov'è il fallo? Ma dai! Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ecco che parte il cross. Lancio lungo e alto. Riceve il passaggio. Stiamo soffrendo però.
tutte e due le squadre. Beh, è vero, il Conte o Golino. No, il Conte, è vero. È il Conte o Guccioni. Conte o Guccioni, no! E Gasperini ci pensiamo. Kupic. Ragazzi, occhio, occhio, gol! Incredibile, Dio. Rete importantissima. Da 2-0. Ce l'hanno fatta. Adesso questo gol cambia davvero tutto. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Gasperini, mamma mia ragazzi, siamo messi maletto, In difesa siamo messi male. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. L'Arcangelo Bianco ci prova. L'Arcangelo Gol! No! Non ci credo. L'impresa di rimontare lo svantaggio. L'Ascoli ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. Dai Cirotti, pennellacela. Che pennello, mano! Api! Niente da fare, ha perso una buona occasione. Non riusciamo a vincere una maledizione, no? Non ci credo l'Arcangelo, cioè, tiro perfetto. Ancora l'Arcangelo è stato abbastanza bene, anzi bene, vai Bode. Bodelli, Bodelli, Bodelli. Che è una fisica, non si è fatto sopraffare. Ho guardato io, Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare incredibile, incredibile, non riusciamo a vincere neanche sul 2-0. Bravissimo Bravissimo Gasperini, vai Gasp, vai Gasp. Il Gasp lancia il Bode, il Bode per Tognin, ti prego Tognin, dammela alla fine Tognin. Non ci credo, murato il Togno. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Uguccioni, il Bode, Bodelli all'ultimo istante su assist del Conte. Guardatelo che braccia, Bodelli. Mamma mia, ma che assist di Uguccioni. Come è partito Ugo. Come è partito Ugo. Pam. Boom. L'ha appena dimostrato. Bodelli. Arma letale Bode. Arma letale. Boom. Segnano tutti gli attaccanti. Non segna Veneziano. Brutto segno. Ecco il presidente. E arriva il presidente. Vinciamo la prima con lo zoccolo. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. E il Bode l'ha messa, è entrato e l'ha messa. E se Saltelli segna Bodelli. E se Saltelli segna sempre Bodelli. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato. Ciao Eli, ciao Eli. Finalmente arriva la prima vittoria. Stessi punti del Venezia. Grandi ragazzi, grandissimi. Veneziano, lo sappiamo. Veneziano è questo purtroppo. Un giocatore che ormai sente già un campionissimo, che per carità ha dimostrato di essere un fenomeno, che però non ne vuole sapere della B. 3 punti finalmente, sì, ma il Bode, ma Uguccioni, ma dove alla Uguccioni come gode? Capi con le donazioni, api, ragazzi, ma il presidente è questo, è un porco che arriva da Dubai. Stava segnando 2 gol oggi, Vai, cazzo. Nessuno dei nostri, evviva. Ti ho salutato Eli lo sai che sei sempre nel mio cuore, cavolo. Cioè, abbiamo una ragazza, che segue questi giochi qua. Fantastica, cosa vogliamo di più? Entra e segna, entra Api, segna, entra il Bode e segna, sono loro che portano fortuna. grande vittoria, fondamentale questa. Terence fuori forma, entra Barocco, ciao Veneziano non esiste. Sidoti super in forma, proprio sfortunato, però dovevamo provare Bartolucci, per correttezza li abbiamo provati tutti. Zincaro non c'è. Uguccioni me lo porto via, Michelotto no. E Gasperini, proprio per Terence che non esiste. Francone qua, Veneziano non riusciamo a tirarlo su, c'è niente da fare. Gasperini vorrei provarlo ancora perché ha fatto pochi minuti, ma non mi è dispiaciuto. Vai. Ciao Federico Brai.
Sì, mi ricordo, vecchio mio. Vediamo Bartolucci cosa combina. Voglio dare fiducia a Gasperini. Già troppo poco. Che non trovare un soprannome per Gasperini, ragazzi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Un saluto da Fabio. Vai, Peresse inizia, Luca si va a Marchigiani, Brescia. che mi affiancherà per il commento tecnico. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici Agi. allo stadio e sul divano. Il Kaiser. Nel frattempo la gara è iniziata. Nasdaq, vai Nasdaq. Prova la giocata nello spazio. Per Agi. Agi. La mette in mezzo. Pericolo. Dai ragazzuoli, dai. Tutti insieme. Ragazzi, devo trovare il soprannome per Gasperini. Un pallone interessante. Riceve in ottima. Occhio alla conclusione. Bravo Mito. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe. Voglio il gol di un centrale, però lo pretendo sinceramente. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova a verticalizzare. Mamma mia, cosa fa? E trova il compagno. Può crossare in aria. Mette in No, mezzo due no. persone. Bravissimo, dai, Eyman la butta su. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate. Siamo già decisamente schiacciati, meglio. però. Prima trasferta per lo zoccolo. Mito, bravo Mito. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Gai. Si è visto pochissimo Gai, ma sappiamo che Gai in Serie B è un altro che non è molto umile. Palla larga in profondità. Gervasi. C'è spazio per calciare. C'è il cross. Grande, madonna Api, come ha cominciato sta stagione. Peccato. Rocco Barocco, la Fashion Week, lo stilista. Che gioca da ala adesso. Fisico, e con questo è il pallone. L'uomo che ha vinto con il Giappone la Champions. Asiatica. Grandissimo Rocco Barocco. Bellissimo Rocco Barocco. No, Donnarumma, mamma mia, meno male. Il gioco riprenderà con la rimessa da fondo. Sopranò Gianpietro. Gai. Serve la pitturata di Gai. Bell'intervento difensivo. Prova a cambiare la situazione con una giocata. Ma il gol di Zincaro ancora me lo ricordo, raga. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Occhio ragazzini, ragazzetti, ragazzacci. Ci prova. Mamma mia, Mito dorme qua. Il difensore ci arriva. Ma quanto stiamo soffrendo, raga, mamma mia. Gasperini. Lungo passaggio in avanti. Rocco. Dai Rocco. Bravo Gasperini, ma sta giocando proprio bene Gasp. Cercano un modo per far breccia Agi. nella difesa avversaria. Ottima pressione. Agi la perde ma la recupera. Palla in mezzo. C'è la palla lunga in avanti. Che fatica, Cercano un'azione veloce. Che fatica ragazzi. Nessun gol finora, 0-0. Vogliamo i cori ragazzi, supporto. Cerca spazio. C'è il tiro. Oh, bravo Mito. Parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato. È stato Apicella. molto bravo. Bravissimo Api. Cosa si è inventato Api per Franco? Meno male, il portiere ha fatto una cappellata. Ma Francone ancora si è messo su. Assist geniale del presidente. Perché sarà sempre lui il presidente, Arno Lorem. Bella rete di passaggi. Cerca la profondità. Tutti i cori per il Brescia. Allarga sulla fascia. Longhi riceve in posizione interessante. Gol. Di testa. Mamma mia, Mito. Ottimo salvataggio. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia E l'arbitro fischia la Allora, fine troppo di questa veloci prima queste frazione partite, di però gioco. boh. I 22 in campo Cosa si dirigono ne verso pensate il tunnel voi? che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza segni. Si ripartirà dallo stesso. Sì, no, eccolo qua Bartolucci. Ecco il Barto. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo Gai. se Gai, la arriveranno le madonna seconde. Gai. È fastidioso in B, Gai. Si riprende con il secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. La mette in avanti. Diamoci una svegliata. Intercetta il passaggio, pericolo. Dai, Gai, dai, che hai un talento incredibile. Peccato. Agi. Agi, vai Agi. Vai Agi, vai Agi. C'è Agi un- bellissima per Francone. Che spreca Ha ancora. messo dentro davvero un gran pallone. Questo è un chiaro esempio Sì, di quanto mettiamo possano 8 essere minuti, efficaci le giocate in profondità.
Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Gasperini, buona partita per il momento per Gasperson. Come lo chiamiamo Gasperini? Cazzo, dobbiamo vedere come gioca, in base a come gioca penso. Ottimo il fraseggio. Grande, qua Gai recupera un buon pallone. Qui può partire il contropiede. Kaiser lo leviamo. C'è superiorità numerica, ragazzi, coro per Veneziano. Coro per Veneziano. L'uomo che ha fatto sognare il Venezia deve far sognare adesso lo zoccolo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Ammonito Francone. Tutti i cori per il Brescia. Rispondiamo, cazzo. Entra Veneziano. Saluta il pubblico bresciano. Le bresciane amano il Cume, lo sappiamo. Ma il Cume, insomma, sappiamo com'è Veneziano, è un giocatore da Champions League, però deve adattarsi. Ha voluto con lui comprare lo zoccolo, non poteva partire da là, so stronzo, quindi datti una svegliata. Stavolta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre occasioni. Guardate il Cume inquadrato, sempre perfetto nei suoi capelli, nel suo sguardo. Ma serve il gol, vecchio, cioè chi se ne frega delle zoccolette e di tutto. Devi segnare per lo zoccolo, ma dov'è il fallo? Da parte del direttore di gara. Stiamo giocando veramente male, però. Allontana il pallone. Il Tonio. Vai Tonio. Il Tonio vede Veneziano. Eccolo il Cume. Eccolo qua il Cume! Madonna, fuori di poco. Una manovra offensiva impeccabile. Bellissima giocata di Tonio per Veneziano. Questo contropiede meritava un esito migliore. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Ricordiamo che i giocatori hanno tutti 25 anni nella storyline. Dopo per motivi, lo sappiamo, non hanno solo 25, ma i giocatori hanno 25 anni. Prova a verticalizzare. Cerca l'uomo là davanti. Occhio, occhio. C'è fallo. Ma dov'è il fallo? Ma sei rincoglionito? Va bene, ma c'è. Fallo, ma guardalo che è un bimbetto, cazzo, dai. Se pesa più non so neanche chi. Arcangelo. Vediamo se Amedeo mi spacca la partita alla fine. È arrivato il momento dell'ultimo. Ecco l'Arcangelo, guardatelo, bel giocatore. Arcangelo è il classico trequartista lento e forte tecnicamente, ma molto sfortunissima sul palo. Occhio alla conclusione. Bravo Mito, buttala su, Mitone. Il cacciatore della luna. Eccolo qua di Tino che sente molto la rivalità con Sidoti. L'Arcangelo. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Hanno già riconquistato palla. Dai ragazzi, 75esimo, serve l'acuto. Manca solo un quarto d'ora alla fine. Ancora fuori dall'area. Dai, Cristo de Dio. Bravissimo Agi. Ecco Amedeo, me la deve spaccare Amedeo, Perde il duello fisico. Tanto veloce, a volte è un po' Bafemi Martins Amedeo. Bravo ancora Agi, bella partita di Agi adesso. Barocco. Veneziano. Agi ci prova, è un po' azzardato forse. (84esimo) ci vuole un acuto, ma non possiamo sempre segnare al 90esimo. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo. Bravissimo. Di segnare. Gasperini buon giocatore, ragazzi, è partito bene anche lui insieme a Guccioni. Però a mani vuote. Palla in profondità sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Non ci Forse siamo. Questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. E arriva anche l'ultimo cambio. 89esimo, è praticamente finita la partita. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un Bartolucci giocatore la recupera, bravo Barto. Gasperini. Siamo in recupero. Sbagliamo tanti primi stop purtroppo. L'azione dalle retrovie.
decidono di giocarla all'indietro. Finisce qua, ragazzi, facciamo tanta fatica. fatica. Gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Sì. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla, in altri forse... Vabbè, ci vuole pazienza, ripeto, secondo me vedremo nel girone di ritorno la vera forza di questa squadra. Siamo a 5 punti, so bene che si sporca il Benevento, ragazzi, è già in fuga, Dio Cristo. Vabbè. Obiettivo serve, calma, ripeto, calma. Ma cos'è? Farà Francone? Si va a Carpi, ricordiamo un 7-2, un 8-1, adesso non mi ricordo. Ok. Mettiamo 8 minuti. Attenzione a Picella, non è messo bene. Mettiamo... proviamo Dark. Proviamo Dark, anche se non devo fare tante prove, però Veneziano è abbastanza in forma oggi. Allora, vediamo un attimo. Ugoccioni. Ok. Proviamo... no, serve Nasdaq adesso. Mettiamo secondo tempo tiki-taka. Ok. Lasciamo Zincaro, ma nel stesso tempo vediamo di mettere micro. Stavolta proviamo Little Wonder dal primo minuto. E ok. Vediamo come siamo messi qua. No, lasciamo così per adesso. No, devo cambiare male, devo provare quella ora. Ciao Bartolucci, ciao caro. Si vuole la scossa, sì ragazzi. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai Fioi, Carpi Venezia del Cabassi Stadium. Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Bisogna vincerla, è questa. Già in corso di svolgimento. Gervasio, ma 9-3 col Venezia. Noi siamo lo zoccolo. Una nuova realtà. Veneziano, serve il cume però. Perde il duello fisico con l'avversario. Agi. C'è la palla lunga in avanti. Cercano un modo per far breccia. No, dai, no, subito. Il pallone. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Un gran pallone. Brai, più sta in live, più possibilità ci sono. Se poi doni 1000 euro a Eyman, ancora di più. Servendo il compagno in quel modo. Allora. Senti i cori per il Carpi. Incornata. Occasione clamorosa. Raga, serve più supporto perché siamo in difficoltà. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Si sono resi pericolosi già 2 volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e Pintus. si vede. Vai, serve anche nel miglior Nasdaq, altro giocatore di categoria superiore. Cerca la profondità. Sulla Agi. Ottima giocata. Bravissimo Agi per Little Wonder. La piccola meraviglia, il Terence! Ma Veneziano, dove sei? Anche se non è andata certo a buon fine. Dio mio. Ha colpito bene, ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Vediamo l'ungherese Dark. Giocatore sempre vuole il lancio filtrante particolare. Il Carpi è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente Veneziano. una partita bellissima e combattuta. Little Wonder. Agi, bravissimo qua Agi. Veneziano. Oh, Veneziano fa finalmente una buona cosa per il piccolo Amedeo. Bravissimo qua Amedeo. La può cross col piede debole. La butta via e fa respirare la difesa. Dai Fioi, dai.
E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Dai Nasdaq, Palla giocata bravissimo alta sulla Nasdaq, fascia. di Prova a classe Nasdaq. verticalizzare. Il Carpi si riappropria del pallone. Veneziano la lancia per Little Wonder. Vai meraviglia, illuminaci piccola meraviglia. Palla al centro. Terence, non c'è niente da fare. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Mentre che mi è partita la chat. Sì, sono su PC Api. Però raga, ho bisogno di voi, vi sento non come... Allarga sulla fascia. Cioè, come visto lo zoccolo duro, una nuova squadra. Veneziano. Terence. Vince il duello fisico e fa sul Queste pallone. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Fallo decisamente di meglio. Zincaro, lascia correre l'arbitro. Zincaro ha ucciso un uomo. La morte di un uomo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bravissimo, vai Terenzino. Terence. Veneziano prova a dare a Wonder. Dai Wonder! Non ci voglio credere, Wonder. Nel pericolo. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ma non c'è Dark in chat. C'è il debutto di Dark con lo zoccolo. Interessante questo. Peccato. No, che dormitissima. Va al Mamma tiro. mia. Ha mancato il bersaglio. Bravo qui il giudice di gara, ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ammonito ora Zincaro. arriva puntuale l'ammonizione. Sidoti. Bravissimo. Ah! Sceglie bene il tempo ed evita così ogni rischio. Palla in profondità sulla fascia. Gervasi un po' lento qua il Gerva. La mette in mezzo, può provare. Mamma mia. Non è riuscito a trovare il gol. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare. Veneziano sfondona del Cume, bravissimo. Terence. Cerca di Concordo sfruttare Sidoti. lo spazio sulla Ecco fascia. Sidoti. Numero. È in posizione Sidoti. per il gol. Prova il cross. Passaggio in avanti. Peccato. Gai. Serve anche Gai, ragazzi. Serve anche Gai. Facciamo una fatica a creare gioco incredibile. Rodolfo. È stato un brivido Bravo per la Rodolfo. squadra, ma si è Dark. fatto trovare pronto con l'anticipo. Gai. Agi. Primo tempo che si conclude dunque qui. Raga, non vi leggo, non vi leggo. Non si vince se non ci sono 1000 messaggi in Hanno sparato a chat. salve. Non una brutta partita in ogni caso. Zincaro. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Veneziano. Si ricomincia. Amedeo. La partita è a secco di gol, Nasdaq. nessuna delle due squadre è riuscita a... Nasdaq, bravissimo Nasdaq. Terence, gol. Il pallone è dentro. La premiata detta. Ci è voluto un po'. E ma Terence adesso sono in segna. vantaggio. Bravissimo Nasdaq. È intervenuto molto Bravo bene Terence sul con la cross, gol stagionale. grande colpo di testa il suo. Ottimo questo colpo. Ciao di Giovanni testa, Altavilla, non preciso siete ed concentrati? No. efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere Terence non ha comincia potuto bene, fare dopo niente. invece un brutto inizio nell'ultimo anno col Venezia. Sono in Nell'ultimo, anzi vantaggio mezzo per anno. 1-0. Credo che qualcuno sia rimasto con la testa negli Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. L'effetto Serra ce l'abbiamo noi. Lungo passaggio in avanti. Cerca il Ancora numero. nessun gol per Cerca il Veneziano con secondo lo zoccolo. Bravissimo palo. Palla Dark. intercettato. Agi, Vuole la profondità. Opportunità di ripartire. la piccola meraviglia. Cerca di allungare. Lancia Veneziano. Questi erano i suoi gol una Ci volta. mette una pezza. Heyman deve tracciare un qualcosa di meraviglioso. Peccato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Terence. Gai. Sidoti. Peccato Sidoti.
Conclusione. Sidoti! Fuori di manca lo poco. specchio della porta. La Che difesa ha uomo avuto un Sidoti. attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione Allora, dell'area di entra rigore per Micro. invitarli al tiro dalla distanza. Narda, come promesso, dobbiamo provarli un po' tutti. Così li abbiamo fatti giocare tutti. Ed esce ancora un veneziano che non mi ha convinto. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Si stava un po' innervosendo con la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Speriamo di non, diciamo di non snaturare troppo, ma almeno così hanno giocato tutti, mi sembra, almeno una partita. Bodelli. Ecco il tiro. Mamma mia ragazzi, il Bode. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Bisogna chiuderla però. Man, cioccolatino Gai. Il Bode. Peccato. Colpo di testa che si perde sul fondo. Ai, brutta scena in panchina. Veneziano spacca un seggiolino e si incazza con se stesso che allenatore. Praticamente il Cume si autoincazza, capisce che sta giocando male. Provano a ripartire da dietro. Lo capisce. Il veneziano vuole fare tutto giocatore, allenatore, presidente insieme ad altri pazzi, ma il veneziano vuole grandi palcoscenici ormai. Si vede proprio. Questa storyline. No! Meto, mamma mia. Di noia, se mi segna di noia. Ma dovrà capire la storyline, perché Eyman ha tante cose da fare adesso, come sempre. Eyman è quello che lavora per noi. Però che bravo. Ok, ma no, adesso bravissimo. Chi l'ha salvata non lo amo. Non so chi, ma chi l'ha salvata lo amo. Questa potrebbe essere la strada giusta. Forse tiki-taka? Tiki-taka forse. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Gioca con un pallone. No, roba nostra. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Raga, attenti. Ottimo il fraseggio. Sì, proprio tiki-taka. Cerca la profondità, sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Attenzione, stiamo giocando malissimo adesso. No! Sì, Mito sta giocando bene. In mezzo. E siamo al 30° del secondo tempo. Non adesso, grazie, non adesso. Mamma che fatica. Verso la porta. Prova con No! la lunga. Bravo Mito ancora. Assedio Palla riconquistata del Carpi. Bodelli non ce la fa, arma letale. Mamma sta attaccando adesso il Carpi. Cerca un compagno. Ecco il tiro. E il pallone Era da vederla il gol. E proprio quando tutti li davano per Dio santo, Dio santo. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Troppa fatica, raga, troppa fatica. Medie basse. Si riparte, di nuovo in parità. Il Carpi ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. No, mamma mia. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Inizio veramente difficile. Dobbiamo invertire il prima possibile sta media, perché sennò veramente facciamo fatica ad andare in A. Cerca l'uomo là davanti. Ancora fuori dall'area. Il Carpi si lancia in avanti quando manca poco al termine della partita. Vai, tiki-taka. È il tempo che sta per Tiki-taka, scadere. tiki-taka. Prova la sgroppata Tiki. No, il Bode, che cagata qua del Cercano Bode. di rilanciare l'azione dalle retrovie. Raga, è ufficiale, siamo in crisi. Il portiere la calcia lontano e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Ennesimo pareggio. Dio Cristo, però che due coglioni. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero, ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Non riusciamo a trovare ancora il bandolo della matassa. Venite 6-6, cominciamo a essere molto distanti, Cominciamo a essere molto distanti.
contro il Cittadella. Raga, più autocritichi, non ridiamo perché la situazione comincia a essere brutta se non ci diamo una svegliata. Abbiamo l'ultimo, cioè cominciamo a perdere troppi punti. Agi fuori forma. Il Bode in Fonte veneziano non lo recuperiamo più. Anche Michelotto male. Sidoti inamovibile in questo momento. Alla prossima in trasferta mettiamo la DV, l'altra DV, anzi la mettiamo adesso, dai. La presentiamo adesso. Se no possa portare fortuna. Se vediamo Federico Brai, servono un po' più di live chiaramente, dopo chiaramente puoi entrare. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto. Raga, sveglia. Siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Vai. Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in Vai, tua Bode. compagnia. Speriamo che le due squadre Subito il Bode per Terence. Terence. La partita è già cominciata. Serve Guy però anche, servono i trequartisti, una squadra non c'è. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La squadra non c'è per il momento Zincaro. Troppo passaggi completamente sbagliati. Ma mi chiedo, ma perché sto scempio? Cerca spazio. Arriva sulla palla, Tapi. interrompe l'azione. Arcangelo, bravo, Duode. Palla in profondità. Bravissimo per Terence, vai Terence. Vai Terence, vai Terence. C'è il cross. Peccato. Ottimo Buon disimpegno, inizio, dai, almeno spazza quello. via. Comunque i tifosi della Dominatori Sexy Arena supportano, chiaramente sanno che la prima stagione potremo anche rimanere in B, ragazzi, io ve lo dico. Sidoti, C'è una Guy. certa differenza tra le due squadre in termini di possesso palla. Il Bode. Peccato. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Certo, non sarà contento di aver Sfondiamoli, sbagliato ragazzi, dopo essere proviamo. stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. L'inizio è positivo, però. Sarà comunque rimessa in gioco con le Terence uno dei migliori di questo inizio di stagione. Ancora il giocando bene anche il Bode. Terence. Terence entra in aria. E il portiere controlla senza problemi. Mancano tanto i gol di veneziano, però. Bode, bravissimo ancora Bode, come sta giocando bene. Tognin. Il Togno. Poteva essere un Grande Guy. Ma che sfortunato Guy. Il Bode. L'Arcangelo, che casino. Palla in avanti verso il compagno. Stiamo anche giocando adesso. Ottimo il fraseggio. La mette sulla sinistra. Fase di stallo. Cerca il passaggio profondo. Occhio. Cerca il compagno in area. Passaggio Bravo. intercettato. C'è la palla lunga in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Bravo Tony, bellissima per il Bode. Bodelli. Bodelli è solo. Bodelli! Si sblocca il risultato. Silenzio. Segna Bodelli. Proprio nella Di rabbia. Stessa Stessa esultanza per l'Aguaiano Bode e il brasiliano Tonio. Bellissima Si sono trovati. Angolatissima. E il risultato si sblocca 1-0. Ora avranno sicuramente meno Buon inizio del pressione Bode, addosso, veramente ma un bel devono inizio. continuare a lottare. Vai l'Arcangelo, prende una bella palla La l'Arcangelo. giocata nello spazio. Gioca con un pallone. Bravo Bode. Per il Tonio. Il Tonio. Butta in mezzo. In corner. Terence! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Bella partita finora, ma
Attenzione ancora al Tonio, che asse Tonio Bode, mamma mia. Bravo Tonin, Pintus, Nasdaq. Il Tonio può fare i suoi mitici cross. Heyman. Rivediamo Sprazzi di uno zoccolo che ha fatto grandi cose con il Venezia. Ma ancora presto, ragazzi, ancora presto. Abbiamo visto che si possono rimontare sempre. Grande Bode per Sidoti. Concordo Sidoti, concordo Sidoti. Terence. Peccato. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Sì, Kaiser e Veneziano non pervenuti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Occhio ragazzi, occhio. Ma no, subito, mamma mia, abbiamo la difesa che fa cagare però, questo non va bene. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Bella serie di passaggi. Stiamo giocando molto meglio per oggi, L'Arcangelo, bravissimo anche l'Arcangelo. Per il Bode che però è solo. Bravo Bode, sempre la cosa giusta. Terence. Tognin. È un gran pallone, peccato, questione di centimetri. E l'arbitro fischia la fine. Non mi ricordo, la rovesciata si fa come su FIFA. Anche su, perché qualcuno ha la capacità di fare tiri acrobatici. Ci sarà il recap, sì. Nessuna sorpresa, il vantaggio è meritato. Il recup. Ora nel secondo tempo dovranno cercare di legittimare questo successo, magari con altre reti. 1-0 al termine di Cerchiamo di fare il 2-0 perché 1-0 non mi dà molta tranquillità. Recupero nella ripresa. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi e continuare a fare il loro gioco. No, Mito, cosa ha salvato Mito? Cerca l'uomo là davanti. Fallo sul Bode. Grazie Mito. Grazie Mito. Api. Zincaro. Sulla destra. Palla in profondità. Nasdaq. Cross in arrivo. Dai però. Il Cittadella ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima partita, soprattutto per via delle scelte tattiche dell'allenatore. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore. Bravissimo Sidoti, mamma mia che giocatore Francesco Sidoti. E spesso criticata. Terence. In effetti però non condivido. Vai Bode. Bellissimo assist il Bode. Vede il Tonio, yoga. Bravo Bonito. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. C'è movimento lì a bordo campo. Gai, sai cosa devi fare? Fresche in gioco. Api, mamma mia, madonna Api ragazzi, la sta sfiorando. Questo è un cross un po' meno bello. Spazza via. Sidoti. Gai, prova subito un passaggio non facile. Gai è un pittore, Gai deve solo fare le cose belle. Abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Attenti ragazzi, non attenti. vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'1 contro 1. Cerca lo spunto. Bravo Gerva. Cambi. Tognin molto stanco, entra Little. Veneziano oggi non gioca. Mettiamo il gasp. Ultimo cambio, vediamo. Passaggio in avanti. Il Cittadella ha fatto bene in questa occasione. Sullo skyline, deve perla. continuare così. Non possono fare altro Terence. che continuare a insistere. Bode. Infatti. Il Bode. Bravo Bode, che cuore. Nasdaq. Dai Tonio, prima di uscire l'ultima perla. È stanchissimo Tonio, stanchissimo Tonio. C'è mancato poco e stanchissimo Tonio. Il difensore però ha trovato il tempo giusto, bel duello. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Tonnin ha dato tutto, applausi per Tonnin da parte della Sexy Arena. È riuscito a passare.
Prova il filtrato. No, no. Ma porco Diaz, dai. Ma basta. No, basta però, dai. Difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Basta, basta. Il veneziano si incazza, entra al Kuma. Intanto notizie dal Penzo, uno striscione. Il veneziano ci manchi, torna da noi. Incredibile. Il Penzo ha adottato veneziano, ha messo veneziano, ha comprato una squadra. Entra veneziano incazzatissimo, dalla grinta a tutti. Dai, perfetta parità. 20 minuti. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio Nasdaq. uno sport fantastico. Qua deve esserci veneziano un campione come lo è, insomma, però qua sbaglia però Nasdaq malissimo. Altro pareggio vuol dire già Serie A rischio per quest'anno, ve lo dico. Adesso entrambe le squadre devono vai, fare prendi per mano la squadra. Scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare veneziano. la minima occasione. Gai. No, Arcangelo, Dio. Sì, non è possibile che si rimontano sempre, però, cioè... Lungo passaggio in avanti. Ancora fuori dall'area. Ma porca puttana, ma è un passaggio giusto, però... Qui deve tirare, non trova la porta. Bravo, qui. Ah dai. Ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Mamma mia, malissimo. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, attenzione Terence in the box. Amedeo no di te, ma dai Amedeo di testa, Cristo. Si è mosso bene. Ma veneziano è incoglionito biblico. 84esimo è finita ormai, miracolo ci vuole. Hanno già riconquistato palla. Dobbiamo prendere Cercano palla. di rilanciare l'azione dalle retrovie. Non prendiamo palla, È davvero una bella serie di passaggi questa. Soltanto rimessa laterale qui. Non prendiamo più palle, viva. Sì, ma che do coglione, però c'è. Alta sulla fascia. È stato calcio d'angolo, Dio. Ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Noi vogliamo gente che lotta, attenzione. Ma no, Arcangelo. Ma Dio Cristo, Arcangelo. Ma che cazzo di errore. Ma va no, mi sono rotti i coglioni, ragazzi. Però dai. Se le pareggiamo tutte. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutte, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Che tipo di partita hai visto? Se entrambe le squadre avessero giocato rispettando il loro potenziale... Ecco Agima, crisi nera. Crisi nera dello Zoccolo, 7 punti. Lontanissimi anche dai playoff in questo momento. Venezia 8. Contro la Cremonese. No, porco due. Guarda, speriamo porti fortuna. Vabbè, non so che più parlare. Speriamo sia positiva sta cosa. Ciao Tonio. Allora, mettiamo la squadra base. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Ciao piccolo Amedeo. E dunque, calcio d'inizio. Agi per Nasdaq. Cerca la profondità sulla fascia. Tonin. Deve svegliarsi veneziano, è finita, ragazzi, ve lo dico. Zincaro. Al tiro al volo.
Tiro del Bel tiro di tutto fuori Zincaro. bersaglio. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Veneziano deve scuotere la squadra, davvero leader, perché sennò la situazione è brutta. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Come il Togno. Troppi passaggi sbagliamo. Nasdaq. Un po' di indecisione sul da farsi. Cerca di sfruttare lo spazio. Bellissimo per Agi. Agi. Occasione. Prova il cross. Veneziano! Mamma mia, stava rispondendo da fenomeno. Estremo difensore. Qui è stato Dalle bravissimo. critiche che lo Questa è una Zoccolo, grande parata. con i tifosi veneziani che hanno lasciato Venezia per lo zoccolo duro, vedono un veneziano non più come i bei tempi. Però qua stava regalando una perla delle sue. Gai. Veneziano. E la difesa se la cava con... Ah, si apicella, è proprio una cosa, vabbè, illegale nei peggiori bar di Caracas. Pallone. Gervasi. Intercetta Gai. opportunamente, visto che Terence. l'azione Non era giochiamo pericolosa. neanche male, ma dopo ci perdiamo. Ci mette il fisico e conquista Zincaro. il pallone. Gai. Agi. Palla larga in profondità. Notte Rocco. La gioca in aria. Attenzione, Terence ancora! Stavolta la sbaglia. Bella l'azione, anche se è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno Vanno dell'area via di rigore. tutti. Boh, facciamo ancora poche partite allora. Un inizio promettente. Si sono già messi in mostra con qualche azione interessante. C'è la palla lunga in avanti. Però lo zoccolo sente che se ne vanno tutti. Il Cume. Cerca di Bellissimo allungare come il lancio. gioco. Occhio al tiro. Bonito. Stiamo Occasione giocando un buon sul calcio fondo. adesso. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio, per impegno e tecnica. Sì, è arrivato Questo Agi, speriamo bene. Ciao, Eric meritava un esito Vergottini. migliore. Veneziano, bravissimo per effetto Serra. Stiamo giocando bene oggi, eh. Terence. Terence. Mamma mia, che inizio di Terence di stagione. Boom, effetto Serra, 1-0. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Grande Terence, ma chiaramente dopo tutti i pareggi fatti da 1-0 pressione addosso, ma devono non mi continuare a esalto. lottare. E come spesso avvenuto nelle ultime settimane sono andati in gol nella fase centrale del primo tempo. Come sempre. Sui doti. Nasdaq. Vai Buona azione Nasdaq. sulla destra, vediamo come evolve. Bravo Togno. Agi. Veneziano. Ancora 0 gol per Veneziano, mai successo. Eyman. E bene Agi. il duello fisico Eyman con Agi. l'avversario. Ehi, Agi! Bel tiro di Agi. È stato splendido l'intervento del portiere. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. E sulla palla Gai. i compagni aspettano il traversone. Cross un po' così di Gai. Agi però corre come sempre. Eccolo qua il rumeno. Bravissimo rumeno che la lancia bene. Non ci credo, Veneziano vuole solo fare gol belli. Però no, Cume, no. Questo era un gol micidiale, ma no. Ma no, solo così. Il Cume sta giocando veramente solo per lo spettacolo. Mamma mia, cosa ha fatto Agi. E Veneziano fa un tacco stupendo, ma che non sull'1-0. Lancio lungo del portiere. Ah, il Cume sta giocando sicuramente meglio, però una mezza rovesciata e un tacco. Pintus. Prova con la palla lunga. È un Cume troppo che vuole fare il belloccio. Terence, ancora Terence. Blocca il pallone. Croce. È davvero una bella serie di passaggi questa. Troppo sprechiamo. Agi, stiamo giocando benissimo. Arriva Agi in chat, giochiamo così. Palla in profondità. Togni sulla no, fascia. Togni qua dorme. Sarà comunque rimessa in gioco. Ragazzi, con ho bisogno di commenti di tutti quelli che sono presenti dello zoccolo e non solo, se volete. Croce. Bella rete di passaggi. Ancora fuori dall'area. Buon lancio. Dai, che l'1-0 chiaramente non basta. Eccolo qua. Colpisce il pallone. Grande mito. Sui Il doti. portiere la stava combinando Rodolfo grossa. Valentino. Tocco morbido. Ottimo intervento. Veneziano veramente Ha fisso il pericolo è ed troppo riuscito con la ad testa anticipare ai grandi l'avversario. palcoscenici. Bella serie di passaggi. Riceve in ottima posizione. Cosa fa?
mia, Zincaro. Gioca con un pallone lungo. E il portiere la fa sua. Primo tempo, come sempre, passiamo in vantaggio al primo tempo. Se perdete finisce il primo tempo, tipo primi in fuga. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono avanti di un gol, ma non è un vantaggio che può farli sentire completamente al sicuro. Credo che nel Bravo, secondo tempo Mito. spingeranno ancora di più per chiudere Per la partita. Concordo Sidoti, giocatore 1-0 dopo veramente i 45 importante. minuti. Nemmeno il tempo di Qua però fa una concludere, cagata si siamo biblica già nel secondo Sidoti. tempo. Il cagatone di Sidoti. Non dà nessuna certezza. Zincaro. Devono dimenticarsi il gol e continuare Terence. a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Veneziano è proprio scorbutico. Ottima azione difensiva. Agi. Serve anche Heyman, però serve il migliore Heyman. Agi meglio di Heyman in questo momento. Vai Heyman. Heyman. Può far tutto Heyman! Si oppone. Perfetto. Heyman saluta il veneziano, li fa così. Gli fa il gesto dell'ok. Sì, devono ancora trovare dei gioiellini. Guy. Terence. Si fa trovare Nasdaq. Occhio alla conclusione. Nasdaq. Croce. Sprechiamo Sul pallone troppo, ragazzi. morbido. Il Cremona arriva a questa partita dopo un risultato positivo, frutto della grande intelligenza tattica. Bravo a Picella, il Ha presidente. preso delle decisioni che nessuno si Onorem. aspettava. È stato molto Che se coraggioso adesso e il diciamo suo coraggio l'accordata è non ha un'altra. pagato. Mapi può sempre rilevare quando Costringe vuole, ma il dov'è il fallo? L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. Bravo La partita Zincaro è per ancora Veneziano. lunga e l'arbitro lo tiene Prova a d'occhio. passare. Veneziano con il vede pallone effetto profondo. Serra, il migliorissimo Riceve il della passaggio squadra, il e migliorissimo passa. proprio. Cerca Terence. il numero. Palla intercettata. Questa non era facile, poi La Veneziano difesa sta lavorando rincoglionito. molto per limitare gli inserimenti in velocità. Ragazzi, se vediamo un altro gol a 78esimo, giuro, o l'80esimo, giuro che mi incazzo. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi Bravo a Sidoti verticalizzare ancora. e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a Terence essere ancora cauti. show di Terence. Terence per Tognin. Agi vuole far svegliare Veneziano. Veneziano lentissimo il come, ma dai. Esce Guy. Entra Arcangelo, entra Amedeo. Tengo Veneziano per dargli una speranzella, ma Terence lo fanno un po' anche riposare perché sta giocando solo lui. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Pallone alto e Notte lungo sulla Francone. fascia. Chiudiamola però. Sta crescendo Sidoti. moltissimo ultimamente. Infatti è Sidoti. in forma. Ma basta vedere il Sidoti, modo Sidoti, in cui si muove Concord in campo. Sidoti. È molto pronto e reattivo. Sa sempre esattamente Niente cosa da fare, e niente sembra da fare. Ma migliorare dov'è di il partita in Cume? partita. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Lo so, Agi. Basta. Opportunità da calcio piazzato, occhi ai saltatori. Prova l'Arcangelo. Salto, Attenzione, ma no. Api ci prova sempre. Api vuole entrare. Vuole essere il primo difensore centrale a segnare. Il tentativo era ottimo. Il Cremona ha optato subito per un altro cambio. Bisogna chiuderle però le partite. Gioca con un pallone lungo. Del Fabro scatta verso il pallone. No. La testa. Fuori gioco, mamma mia. Posizione irregolare però. Sì, di poco, ma era oltre l'ultimo difensore. 72esimo, entriamo nella zona merda. L'Arcangelo per Sidoti, anche Sidoti, giocatore incredibile. Come terzini ci ha messi benissimo tra lui e Nasdaq. È in Agi ottima posizione. ha provato una giata proprio. Se veniva erano Portiere la dolori. calcia lontano. Pallone Rodolfo. intercettato. Intervento La prendista di davvero Chopin, autore di un primo provvidenziale. gol dello zoccolo mostruoso, ma si fa la cagata. Cerca di allungare No, il gioco. ancora così, Tenta la no. conclusione. Bravo Mito, però non possiamo arrivare a questo minuto che le prendiamo così. Grande parata. Basta, I compagni basta. hanno ringraziato per aver salvato il vantaggio. Cioè, vi imploro, basta. Buttala via. E la difesa riesce ad allontanare. Pallone alto nello spazio. No, che cagata. Attenzione al tiro. Troppa paura abbiamo. Un'occasione davvero sprecata.
Ha Troppa. fallito una Gli grande ultimi minuti occasione. scoppiamo. Speriamo per lui che non se ne debba pentire. Mito, roba tua. Bravo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio Amedeo. anche i difensori per Spaccala, accompagnare la Amedeo. manovra. Spaccala tu, Ame. Non perderla, però, Ame. Del Fabbro alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Agi. Brutta palla persa di Agi. Brutta palla persa di Agi. Dopo recupera e fa un bel A questo passaggio. punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza Prego, sbilanciarsi teniamo troppo. l'1-0, per favore. Fischio Fallo. del direttore di gara, calcio di punizione. Fabio ha scherzato con il fuoco e ora si è bruciato. Ha monito Non si Api. può certo lamentare. Bravo, Mito. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria Quanto siamo della palla. schiacciati, Gran però. bella Che parata. figura, ragazzi. Schiacciati così no, però, Tocco morbido. No, no, vabbè. Lancio in profondità. Arriva su Bravo palla, Rodolfo, interrompe buttala su, l'azione. va. Vuole la profondità. Palla lunga, Veneziano. cercare il compagno in avanti. Spondona del Cume. E Per trova il Arcangelo. compagno. Veneziano. Guadagna metri. Bel Veneziano pallone. lancia Amedeo, ma di Tocco testa preciso. Amedeo. Ma come anche te, però. Qualche istante sarà tutto finito. Finisce qua 1-0. Terence la Finisce decide. così, non c'è più tempo. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol Dai, 3 segnato. punti che ci È fanno un bastata attimo una rete per respirare. decidere il score. Però, fioi. L'è dura. Comunque il Venezia ha meno punti di noi, e God. Dopo, insomma, quello che è successo. Ah, Coppa Italia, che cazzo, però, cioè... Raga, provo a simulare l'andata, scusate, ma interessa poco della Coppa Italia adesso. Speriamo di passare il primo turno così, se no uno... No, il Venezia. Vinciamo 3-1, bene così. Bene così. Non voglio sapere chi ha segnato. Almeno il primo turno così diamo un po' anche di morale alla squadra. Speriamo 4-0. 4-1 vinciamo, molto bene, senza il Cume il Venezia gioca bene. Cioè lo Zoccolo gioca bene. Ok. Siamo contro la Spezia. Ok. Adesso sono curioso di vedere. È qua che si vede se il Cume ha segnato. Il Cume ha fatto un gol in Coppa Italia, evviva, evviva. Poi Lehmann anche ha segnato, 2 gol per Agi, benissimo. Bene, si sono svegliati così, ma non interessa il campionato però. Primo gol di Veneziano, manco male. Veneziano non c'è. Entra il Bode e poi vediamo anche Francone che... Però scusate, no, so che questa è una cosa un po' impopolare, però vediamo se dopo il gol... Teniamoli tutti, quelli che hanno segnato teniamoli. Mettiamo Ugoccioni. Diamo spazio a Bartolucci. E quelli che hanno segnato li teniamo, voglio provare. Come ha segnato Mito? Che cazzo di gol ha fatto Mito? Mi hanno fatto battere un rigore a Mito. Scusate un attimo. Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Io sono Fabio Caresse e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, ciao a tutti. Scusate un attimo. Scusate.
Dunque, One moment. calcio d'inizio. Vai. Ma cos'è sto coro? Con una giocata in avanti. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Vai Agi. Sta piovendo, veneziano, si è assegnato finalmente in Coppa Italia nel svegliarsi campionato, piove comunque. Agi. Anche Gai si è svegliato, sono svegliati in Team Cup. Cerca un compagno. Ottima pressione. Gervasi. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente Vai, vai. Eyman, 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 eccolo qua il piccolo Eyman, non può far troppo Eyman, dai. Anche lui non giocare per praticamente 2 anni, ma ha giocato penso 20 partite in 2 anni. Senza troppi complimenti. C'è la palla lunga in avanti. Abbiamo sempre preso un po' di morale con la Team Cup, dalla prossima giochiamo noi, chiaramente sul primo turno. La palla alta sulla fascia. Si libera la grande, mette la palla dentro. Pericolo, la mette sulla sinistra. Ferenc non ci arriva. Passaggio sulla destra. Vuole la profondità. No! Bravo Mito. Sicuro qui l'intervento del portiere. Zincaro. Agi. Fallo su Agi, bravo Agi. Si ripartirà con un calcio da sarà dura Venezia da Zoccolo. Gai. Zincaro. nello spazio. Ottimo il fraseggio. Allarga sulla fascia. Bartolucci, Bartolucci. Ecco, gran colpo di testa. Grande Mito. Agi. Grandissimo Agi Eyman. Agi, Agi. Fallo però. Fallo di Eyman così. Ha punito Eyman, non si sa il perché. Giallo, giallo. Agi molto polemico come sempre. Non è soddisfatto della squadra. Qui marcatura asfissiante. Cerca spazio. Attenzione alla conclusione. Che bravo grande Mito. parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Va di testa. Mamma sul mia. rimbalzo. Una buona iniziativa. Stiamo soffrendo come dei disperati. Doveva assolutamente andare. Devo dire che purtroppo per il momento si sente la mancanza di Sidoti, Dai Bartolucci, smentiscimi subito, Barto. Barto, Ditino. Ditino, 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 Ditino! Può concludere. Mamma mia, Ditino! Veneziano ha fatto un gol. La mette in mezzo. Bella apertura. Ma se c'è stato addirittura il gol su rigore di Mito. Che lo Zoccolo Duro si permette anche di fare questo. Siamo 102esimi in campionato, ma sul 3-1 abbiamo dato con mai qualificazione già sicura, abbiamo regalato un gol a Mito. Bell'anticipo, pericolo sventato. Prova immediatamente in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Dai Veneziano, vogliamo un gol in campionato. Cerca però di sfruttare lo spazio sulla fascia. Fallaccio. Lo stende al limite dell'area di rigore. L'arbitro indica chiaramente il dischetto. Ci sarà il tiro dagli 11 metri. C'è l'occasione per l'1-0. Rigore! Pronto dal dischetto. Oddio! Calcio di rigore. Dai Gai. Vediamo se Gai segna il primo rigore per lo Zoccolo. Ed è Gai! Non ha sbagliato. Eccolo qua. Grande Gai, 1-0. C'era Gai il tiratore. Si ricomincia dall'1-0. Sono passati in vantaggio. Grande Terence che si è procurato il rigore e Gai lo segna. Il loro approccio alla partita. Cerchiamo di tenere però, grazie. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. Ho segnato un rigore, non ci credo. Primo gol in Championship per Veneziano, ciao. Per Gai. La mette sulla sinistra. Cerca il compagno prova a salire in aria. Mamma mia quanti rischi. Vale ancora. Un'altra conclusione. Che miracolo. E il portiere è riuscito a salvare.
Grandissimo Rodolfo Valentino Gervari, sempre di classe. Ma l'importante in queste Veneziano. situazioni è avere il piazzamento giusto. Terzi, bella rete di passaggi. E trova il compagno. È riuscito a passare. Bravissimo Duro, presidente. ma efficace. Cerca di Uguccioni, allungare il gioco. Conte. Ottima Veneziano di pressione rabbia, sua. leggera rabbia Veneziano. Terence, Gai, galvanizzatore del gol. Veneziano. Buona la sua progressione. Veneziano per Terence! Non ci credo, madonna Terence che attenzione, Agi, non che credo. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre Dobbiamo ottenere il risultato, Poleman la decide per il minuti. momento. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. Attenti. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Attenti ragazzi. Partiti, cerca il tiro. Mamma mia. Un buon tentativo, tutto sommato, anche se non è andato a buon fine. Davvero ottima l'azione sulla fascia Va laterale. bene, Terence è il migliore della squadra in questo momento, con più gol È chiaro che la e difesa prestazioni doveva fare di sublimi. più, non si può lasciare crossare Tira con lassù. tanta facilità. Veneziano disastroso per il momento, comunque. Agi, altro cioccolatino di Agi. Inguardabile il Cume. Che tra poco uscirà anche per far posto al Bode. Giorgi. E No. trova bene il compagno. Palla Bravissimi. in avanti, verso il compagno. Dai Tonio, vai Tonio, che Tonio buone prestazioni per Tonio. Infatti sta venendo meno il campo Amedeo. Ecco il cuore rumeno, eccolo qua. Si allunga e trova la palla. Gervasi. Lungo passaggio in avanti. Veneziano. Veneziano. Provano a partire in velocità. Pericolo. La cagata. Cume Tasboro. Entra il Bode. Entra anche il Duca per un Eyman ammonito. E Sidotti per un Bartolucci. Che insomma, Non può così essere certo così. soddisfatto della sua conclusione. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Bravo. Ammonito Pedro, Agi, eccolo qua il nostro cuore rumeno. Che pazzo, ragazzi. Che drogato. Scusa, il Kaiser. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. In questo momento Kaiser dovresti essere la terza punta. Avrai anche tu le tue occasioni, Kaiser, non preoccuparti. Con quella vocina là. Mamma, Giorgi, quanto lo amo il Kaiser, madonna. la tua opinione su quanto visto finora, Luca? Sì, è Io vero amo che le stanno guancette vincendo e le 2-0, vocine. ma non Se il possono Kaiser anche essere le guancette, no! Mito. Il Conte. Lo Spezia Vai ha fatto Agi. bene in questa Vai occasione. Agi. Deve continuare così. Fallo! Hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Riceve incornata. Quanto stiamo Occasione fallita, soffrendo. è stato Mito. sfortunato qui. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica. Questo contropiede meritava un esito migliore. Terence, no. Ha la possibilità di andare Merda. verso la porta. Si avvicina alla porta. Bravo. Bravi. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Ragazzi, chiudiamola per piacere. Manaccia, via, via il pallone. No. Pericolo, ci prova. Palla Ed era chiaro che lo prendevamo. Che gol, mica male, davvero mica male. Perfetta parità dunque. Beh, direi che questa partita vale tutto il prezzo del biglietto. Che due coglioni. Continua ad andare, Gode. palla al piede. Per Sulla Terence. fascia, è libero. Terence. Mettile in mezzo bene. Attenzione Togni. E palla che scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Un altro pareggio. Quanti 1-1 ragazzi. Mamma mia. Dai, crediamoci Agi. È davvero una bella serie di passaggi questa. Togni la perde. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere.
Sì, ma che palle però, dai. Gioca con un pallone lungo. Fallo è anche piuttosto evidente per Fallo, e chi? Cos'è? Preferisce l'approccio di No, vabbè. E Agi si scusa anche, vabbè. Sarebbe Ma va, potuta finire cagà. sotto la doccia, ma se la cava con un richiamo. Non c'è bisogno di leggere il labiale dell'arbitro per capire che alla prossima sarà rosso. Hanno già riconquistato palla. Tentativo verso la porta. Sì, comunque non meritiamo di vincere. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Terence. Bode. La mette in avanti. Dai Terence, dai Terence. Dai Sidoti, tu che sei la gemmina. Vai Sidoti. No, a te ma ragazzi, ma Tognini di testa è una merda però, Molta attenzione a non scoprirsi. Neanche angolo. I saldi pronti a sfruttare la minima occasione. Vai Bode. Tognini è distrutto, Dio Cristo. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Grande occasione, va al tiro. Ha mancato il bersaglio. Male, male, male. Dai Conte. Dai Conte. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Bravo Agi. Vai Tonio, l'ultimo respiro Tonio. Niente, Otonio becca solo uomini. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Non sa chi darla. Prova a passare. Finisce qua, vaffanculo. Facciamo l'ultima e poi ciao. E l'arbitro dice che può bastare. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse Troppi occasioni. pareggi, ragazzi. Troppi pareggi. 11 punti, per carità, non siamo lontanissimi, però. Ultimo match. Ancora queste nazionali, che do coglione. Lo so, Michelotto. Contro il Pescara si va a chiudere questa prima live. Domani spero di portarne già un'altra. Mamma mia. Mamma. Anche Francone. Lasciamo riposare un attimo Terence e proviamo. Vai Mauri, tu devi portarci a riscatto. Dai ragazzi, tutti insieme. Ne faccio un'altra solo se la prossima è col Venezia. Se no no. Vai. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Dai, dal Michelotti Stadium. Dovrebbero fare la loro comparsa sul Dal Michelotto Stadium, vai. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Guardate Mauri guarda che fashion Mauretto. Un saluto anche da parte mia. Para Maurizio. Speriamo di vedere una partita interessante. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Nasdaq. Veneziano, servono i gol del Veneziano, ragazzi, dobbiamo ritrovarlo, anche se lui vuole i grandi palcoscenici. Solo così il Cume. Michelotto! Mamma mia Mauri. Le drogate di Mauri. Vogliamo primo gol con lo zoccolo di Mauri. Prova a verticalizzare. Dai Mauri, come N'Golo Kanté, solo un po' più alto, ma di poco. Palla giocata alta sulla fascia. Cerca di allargare il gioco. No, bravissimo. Nasdaq me la regala. Nasdaq bravo, me la regala. Riceve in ottima posizione. Michelotto può far tutto Miche. Può far tutto Miche. Ecco che fa il tiro. Mito. Riflesso qui. Mamma, già pallati si prendono. Vuole la profondità. Palla intercettata. Bravo Nasdaq. C'è la palla lunga in avanti.
Tonio. Tonio, madonna. Ottimo il fraseggio. Bravo Mauri. Cominciato bene Mauri. Ha la possibilità Veneziano. di andare verso la porta. Palla in profondità sulla fascia. Veneziano, un uomo perso. Balzano ha fatto buona guardia. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi. Sveglia, risveglia, ancora più sveglia. Michelotto. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tonio in difficoltà in queste ultime 2 partite, però, Cerca l'uomo là davanti. Sembra stanco già Tonio. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe. Tonio così comincia bene, ha una resistenza di un triceratopo, cazzo. In calore. Cerca di allungare il gioco. Intercetta il passaggio, pericolo. Api, non perderla. Bravo Api. Nasdaq. Vai Tonio. L'Arcangelo, proprio siamo stati trequartisti titolari. Veneziano. Veneziano. Niente da fare, il Cume non esiste ancora. Attenzione, l'Arcangelo. Può concludere. L'Arcangelo ancora, me ne parlano tutte all'Arcangelo. Mamma mia. Molto bravo. Veneziano soffre i piccoli palcoscenici, è vero. Devono fare molta Vai attenzione Arcangelo. sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori. Va di testa. Vabbè, se il Cume comincia a sbagliare di testa così. L'Arcangelo è una sfiga, raga. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Occhio, può andare. Prova a tirare. Mamma mia. Se la sono cavata per un soffio. Sì, tutti Buffon veramente. Rodolfo. Gulliver. Cerca spazio. Qua Gulliver fa una cosa un po' curiosa. Scivola a portare del Pescara. Veneziano. Veneziano lancia il Tonio. Vai Tonio, vai Tonio, vai Tonio. Mancano le buone di Tonio. Rocco, non ci credo. Rocco Barocco, grandissima la Fashion Week. Ma ancora portiere e palo. Incredibile. Incredibile quello che ho visto. Questo era un gol fatto. Bravissimo Tonino. Pallone alto e lungo sulla fascia. Incredibile. Adesso lo prendiamo anche. Vada, 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 vada. Mamma mia. Prova la giocata nello spazio. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Bravo Mauri, ancora bell'intervento. Poi i passaggi. Cioè i passaggi proprio Mauri sappiamo che nei passaggi non aveva la sua virtù migliore. Il presidente, il presidente. Vai il presidente onorario. Progressione, palla al piede. Tonio. Veneziano come sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Sfruttate decisamente meglio. Qualche mugugnetto dalle tribune per il Cerca la profondità sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo sventato. No, Mito, mamma mia. Mauri. Prova il cross in aria. Sciavolata tesa di Mauri. A cercare il compagno in avanti. Primo tempo che finisce qui. Nessuna delle due squadre riuscirà a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Dai Sidotti, dai Sidotino. Soltanto Rocco, autore di un palo scandaloso. Rocco prova a lanciare. Finora entrambe le il Tonio sta scaldando Amedeo intanto. Attente, molto stanco il Tonio. Ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Cerca un compagno. Che imbucata. Occhio al tiro. Bravo Mito. Il Pescara reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. Ma in questo caso, devo dire la verità, Fabio, malissimo il Duca, mai visto. D'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. E passa! Bel pallone. Cerca lo spunto. No! Prova con il tocco basso. Bruttissimo fallo in aria. Concede rigore e mi sembra che ci sia tutto.
Brutto l'intervento, adesso inevitabile. Sidotti non poteva fare altro, era gol sicuro. Cartellino giallo per lui. Disastro puro, ragazzi. Dei giocatori, ma l'arbitro ha deciso. Si va dal dischetto. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava... 1-0, ci ha pensato lui. Nonostante la pressione è stato perfetto e non ha sbagliato. Si è comportato bene sul dischetto, calmo e determinato. Il gol è arrivato, magari qualcuno pensava che l'avrebbe segnato l'altra Doccia squadra. freddissima. Decide di sfruttare la fascia. Palla larga in Nasdaq, profondità. Nasdaq. Ma perché Veneziano non è in area? L'Arcangelo. Può crossare. Nasdaq. Non è finita. Il Cume! Boom! 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 La partita si fa ancora più interessante. Grande Nasdaq. Boom! Un cross perfetto. Non poteva sbagliare. E si incasa, C'era scritto bestemmia basta contro spingere. tutti. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto Dai. con il pallone preciso. Niente Dai. da fare per il portiere. Finalmente, Si primo riparte. gol in campionato per Veneziano, la Si sono settima fatti forse cogliere in un momento giornata. di distrazione. Stavano Adesso ancora per piacere. festeggiando e ora si trovano a dover No. ricominciare da capo. Pintus, grande Nasdaq, sempre un fenomeno. Nasdaq prova a lanciare a Medea, non era facile. Adesso vediamo se arrivano i gol a grappoli di Veneziano. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Pallone alto nello spazio. Bella. Pericolo. No! No, Cristo de Dio. L'arbitro assegna il corner. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Butta via. Non poteva essere un rigore, non do colpe a Sidotti, colpa della difesa che ha scelto praticamente solo chiunque. No, Agino mio. Ancora. Si coordina per il tiro. Dai, Mito, buttala su. Prova a Ancora, scavalcare la ancora, difesa con il ancora. pallonetto. Vai Arcangelo. Pescara non sta facendo un pressing Dai, Agi, che sei asfissiante. fresco. Cercano di mantenere le distanze, L'Arcangelo. Fabio, con prudenza, perché sanno Agi. che gli avversari Agi. puntano molto sugli Agi! Non ci credo. Ottima parata del Amedeo. portiere. La mette Venez... dentro. Mamma mia. L'Arcangelo. Messier. No, era per Agi, porco due. Bravissimo Sidotti, cosa ha preso Sidotino? Rocco. Cerca la profondità sulla fascia. Sidotti. Ah, Adesso peccato. entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi Mettiamo saldi, Terence per gli pronti ultimi a minuti. sfruttare la Non minima so se ancora un occasione. campo, non mi ricordo. Ok, perfetto. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Questo giocatore aggiungerà centimetri preziosi in area per sfruttare le palle alte. Manca poco per un ennesimo 1-1, chissà. La mette sulla sinistra. Ci mette il fisico. Bravo e ancora conquista il Nasdaq. pallone. Mamma mia Nasdaq. Mamma Nasdaq, che giocatore. No, Michelotto! Bravissimo invece Miche. Agi! Agi! No! Agi no! Questo era il tuo gol. C'è attenzione, No, Agi ma non bisogna no! assolutamente sbagliare occasioni del genere. No! E arriva anche l'ultimo Agi, cambio a loro no. disposizione. Era chiaramente in debito d'ossigeno. No, Agi non poteva mio, più no. continuare così. Amedeo di testa, che cazzo vuoi Ottima fare? pressione la sua. Palla recuperata. Bella rete di passaggi. Grecco. Palla Siamo giocata già alta sulla all'30°. fascia. Dai, un golletto alla fine. Stanno giocando bene adesso. È il Amedeo. tempo che sta per Dai Mauri. No, però Mauri di fisico non puoi perderle. Palla in avanti verso Veneziano. Fa salire la squadra del Cume. Palla larga Vai in Ame. profondità. Lo sai cosa devi Sulla fare fascia. Ame? È libero. Ame. Ame. La butta in mezzo. Terence! No! Non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la No, difesa doveva fare di Terence, più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. No, Terence. È riuscito a passare. Forse questa era l'ultima occasione per Vai, andare in Ame. vantaggio. All'ultimo respiro Ame. All'ultimo respiro Buona Ame. azione sulla destra. All'ultimo respiro Ame. La gioca in aria. Veneziano, Buona niente da deviazione fare. del portiere. Agi ci prova. Bravo l'Arcangelo. Cross Ah, me la tira verso il sul Cume! e va a colpire Di di testa, gol!
E gol! Il Cume la chiude, doppietta di Veneziano! Doppietta del Cume! Doppietta del Cume! Chi ha fatto l'assist? In maniera perfetta. Non ci credo, Agi, grandissimo che la recupera. E ancora Amedeo, sempre Amedeo. Buh! Il campione, il cigno è tornato, il canto del cigno. Boom! Un finale di partita. Vaffancuore, vaffancuore. Non hanno mollato, mai. Hanno messo in campo determinazione, voglia e alla fine. Allora, facciamo un'altra perché mi ha gasato sta giustamente partita. conquistata quando fai così. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi. Cosa ha recuperato Azi e dopo vabbè. Amedeo, 2 assist di Amedeo. Dai che siamo settimi, torniamo in corsa. Torniamo in corsa, facciamo l'ultima perché ci sta. E siamo contro il Palermo, squadra non facile. Grande Agi, ma Veneziano, quando si sveglia Veneziano, non ce n'è per nessuno. Attenzione Agi, fuori forma completamente. Anche Sirotti, ma anche Bartolotti, proprio sfortunato. Proprio sfortunato. E che Michelotto si è guadagnato. No, Michelotto è fuori forma, no. Allora mettiamo Gasp. Ragazzi, lo sapete com'è quando segna. Mi dispiace per Francone perché merita di giocarlo. Mettiamo sicuramente un secondo tempo. Anche Amedeo, però quando Veneziano comincia a segnare lo sapete cos'è. Lo sappiamo un po' tutti, insomma. Vai. Cosa ha fatto? Cosa serve dopo? Vabbè, Amedeo. Scrivetelo in chat. Amedeo ha fatto 2 assist. Cioè ha fatto un assist sublime. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia che gol, mamma. Quando Veneziano è così mi viene da piangere. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai. Benvenuti da Fabio Caressa. Qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te. Manca il soprannome di Gasperini, che però ha fatto buone prestazioni. Veneziano. Ha già dato il via al cronometro. Veneziano, vediamo se ha ripreso la forma. La mette sulla fascia. Dei tempi d'oro. Oh, dentro del Cume. Peccato. Ciao Pasquale Sabato. Il Palermo ha disputato molte partite negli ultimi 7 giorni. Sì, l'allenatore farebbe bene, secondo me, anche a pensare un po' di rotazione tra i giocatori. No, subito così. Stanchi e anche dare la possibilità alle seconde linee di trovare il ritmo partita. Vai Jacopino. L'arcangelo. Veneziano. Perché forse ha preso fiducia al Cume. Questa non era facile. Ciocev. I passaggi del Cume è molto scarso. Il Palermo ha ottenuto un bel risultato nella scorsa partita, grazie soprattutto all'intelligenza tattica del proprio allenatore. Sì, mi sembra evidente. Ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine... Dai, insieme, dai che voglio carichi per l'ultima. Si allunga e trova la palla. Ma dov'è il fallo? No, vabbè. Irregolare, dunque calcio di punizione. Rispoli prova la giocata nello spazio. No! Col tiro. Mito, Il sempre mito. oppone. Gervasi. E trova il compagno. Bravo Gerva. Ecco l'arcangelo biondo. Ecco. Prova a verticalizzare. Guadagna metri. Gervasi ancora, bravo Rodolfo. Bello questo duello. Ha provato l'arcangelo, quello che deve fare Eyman. Però non ha boccato. Bravo Gain, Sirotti in qualche modo la prende. È stato un brivido per la partita bloccata a centrocampo, molto collosa. Prova il filtrante. Mamma mia. No, vabbè, ma dai, ha fatto un intervento da fenomeno Gervasi. Dai, ma che cazzo dice? Occhio alla conclusione. Ciocev. Palermo squadra tosta. Riesce ad intercettare. Sidoti. Amedeo. Attenzione, bellissimo per Gai. Palla giocata. Gai per Terence. Non era facile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti.
Palla in profondità sulla fascia. È libero di creare No, pericolo. no. Gran colpo di testa. Gol del Palermo E c'è il subito. gol del Palermo. E segnano il primo gol dell'incontro. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito Alvise. bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo Oddio. di testa. Pare che il Matteo non lo ciappo mai, però. Cazzo, E gol del il risultato Palermo si sblocca, comunque. 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Allora se Lungo passaggio in avanti. prendono un gol così. Dai raga, per piacere, tutti insieme. Ottimo. 15 minuti alla fine della prima L'arcangelone. frazione. Vuole la profondità, cerca la profondità. Amedeo. Sulla fascia. Amedeo Minghidoni. Buono il cross tagliato. Sì, vabbè, come Buone ce lo sta a fare il tirate. coglion, però. Conclusione sul fondo. C'era quasi, ma poi qualcosa è andato storto. La mette in avanti. Bella serie di passaggi. Cerca un compagno. Vede l'inserimento del compagno. Occhio, mamma mia. E dove mi hai visto, vecchio? Ma... si vede che forse con le cuffiette. Occhio, mamma mia. C'è Vai, l'opportunità Fioi. per il contropiede. Cerca di allungare il gioco. Vai, Ame. Grandissimo, piccolo Amedeo. Dai, dobbiamo recuperarla, però. Prova la giocata di fine. Bravo Amedeo. L'Arcangelo. Guarda il cross. E Il va a Cume. colpire di testa. Si è svegliato il Cume, ma la para quello stronzo di merda. Senza troppi complimenti. Dai, Gai. Cosa ha fatto Gai? Non so C'è come. il passaggio. L'Arcangelo. Prova a tirare. Oh! E vola! Vola l'Arcangelo, vola! Vola l'Arcangelo, vola! È tutta dalla Grande loro parte. Arcangelo, finalmente il gol. Questi tiri Grande per i portieri Terence. sono un incubo. La palla Boom, proprio non la eccoli vedi qua, quello che partire, deve fare e se la Arcangelo. ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Perfetta parità dunque. Bel botta e risposta. Ora E cominciano vediamo a segnare se un po' si gettano tutti. all'inseguimento della vittoria. Sulla destra. E intercetta Bravo, opportunamente, Jacopo. visto che l'azione era pericolosa. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Cerca il No! passaggio profondo. Fuori gioco, dai. Peccato in offside da guardalinee. No, risultanza dell'Arcangelo. Cioè, se non vola lui, chi cazzo deve volare? Risultanza che vale. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un Dai, teccato. Abbiamo non assistito a un bello spettacolo. Le squadre Vola, vanno in un'aquila attesa, nel un incontro cielo. interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Grande determinazione Arcangelone. da parte della squadra. Stanno Vai, dando Amedeo. tutto, senza tirarsi mai indietro. Lottano Sempre su sul ogni pezzo pallone Amedeo. e non mollano mai. Amedeo, madonna Amedeo. Sgroppata di Amedeo. Cross però per Qatar Airways. Si ricomincia. Oddio. Bisogna vincerla però, ragazzi, eh. Anche se a Palermo è un campo non facile, i punti li abbiamo persi con altre squadre. Eccolo qua, Veneziano. A passare. C'è il tiro. E il Ma palo, puttana limita di la quella soddisfazione vacca del gol. schifosa. Ma che cazzo di palo è? Buono il dribbling, tiro rivedibile. Non è ancora il Cume che Voleva il conosciamo tiro da una noi. posizione meno depurata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore Ma che no, si rivela ma pericoloso sì, cazzo. ogni volta che tocca il pallone. Non sono ancora freddo. Non ho la freddezza in Ottimo area. fraseggio. Incredibile per un Passaggio giocatore sulla destra. che ha vinto non so Gioca quante con un pallone capocannoniere. lungo. Va di No! testa! No! Tentativo identico al No, vabbè, precedente. qua mito, ragazzi, questa è la best saving the world. Cioè, qua mito ha fatto una cosa veramente senza senso. Passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Dai, bravissimo Cume. Dai Cume, riscattati dopo veramente un gol che ti sei mangiato da cioccolataio obesissimo. Gasperini. Il Gasp! Ci mette una pezza. Bello. Che gol che mi sono mangiato. Ciocev prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fase di stallo.
non ho parole. Sulla destra, Rispoli. Serve qualche cambio. Proviamo agile, voglio provare anche così. Togno. E mettiamo Francone, che rientra dopo 4 partite. L'azione riprenderà con una sinistra laterale. Siamo venuti fin qua per vedere Francone segnar. Api, bravo Api. Fallo! Vabbè, che cazzo però. Vai, Agi, ti prego, oggi che c'è la cosa più bella dopo Tori Black. Prova il filtrato. No, cosa? No, cioccolatino di... no, insomma, cioccolatino un po' amarognolo, I due però. qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Alvise veneziano, ci sta. Beh, Alvise, Marco e Alvise sono i due nomi più diffusi a Venezia, quindi... Si fa largo con grande determinazione. Può andare. Ci prova. Bravo. Sarebbe stato un gol straordinario. Bello Mito, ma che cazzo... No, vabbè, non se fanno gol così me ne vado. Ha provato. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Mito, te, i tuoi piedi a forma di triceratopo. Tutto doveva fare tranne che commettere fallo in quella posizione. Ha sbagliato completamente. Ora gli avversari hanno un'ottima occasione sul calcio piazzato. No! E ci sono dei buoni tiratori tra le loro fila. La distanza era ottimale. Cioè ragazzi, Mito veramente... Cioè, San Mito da Campagna Lupia. No! Salta e colpisce di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Si è mosso bene. Per partecipare, stare nelle live e donare 1000 euro al minuto, queste sono le, diciamo, le direttive. No, scherzi a parte, sì, stare tanto nelle live, essere presenti, commentare, tifare e se possibile trombare Gai. Gai. Terenzigno. Duro ma efficace. Mai falli mai. Le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. No, che buco. Colpisce. Bravo Mito. Bella parata. E non è riuscito a trovare il gol. Mamma mia Mito. C'è attenzione in campo Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Bravo Mito. Stanno giocando bene adesso. Vai Agi, ti prego, mini Agi. Per Terence che la perde. Non so se ho ancora un cambio. Ancora più un cazzo. No. Ciocev. Sì, veneziano dopo il gol mangiato comunque non ha fatto nulla. Vogliamo Francone. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Brutto l'intervento e adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Api. Mamma mia, vai Silotino. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però vai non resta più molto tempo per cercare di segnare. Terence, no. Vai. Sulla fascia. Dai Sid. No, Sid, forse no. Questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Bravissimo Gai, fisichino piccolo ma cuore grande. Sidoti. Sidoti vede Terence. Terenzigno, calcio d'angolo, corner kick. E questo sarà il primo gol di un centrale, me lo sento. Se è così ragazzi, voglio i big money. Da Poleman Gai. Gai. Di testa qualcuno, ma va cagato la tua testa di merda. In maniera inguardabile. Allarga sulla fascia. Vabbè, col Palermo ci sta anche. No, stai zitto come. Può provare. Ci sta anche il pareggio. Di poco. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. No, si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa. Vabbè, solo se c'è il Venezia, se no chiudo stavolta. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito? Sì, ma io non so che cazzo ha fatto Togni. Cioè, dai. Venezia, anche il Venezia 1-1. Siamo settimi, insomma, siamo là. Siamo tanto là, però.
e Veneziano e Arcangelo così che si fanno la pompa. Mamma mia. Contro Lecce, no, ci si riposa, ragazzi, siamo già all'11ª giornata, ragazzi. Raga, un saluto a tutti. Dai, ci stiamo divertendo alla grande, un po' di fatica, però possiamo ancora... no, salvate, che cazzo sto facendo? Però insomma possiamo chiaramente ancora recuperare tutto, siamo ancora all'inizio, dai. Buonanotte ragazzi, spero domani di portare un'altra live, perché io sono un ragazzo simpatico che amo le live. Allora raga, io vi saluto così oggi. Paul, mio dolce Paul, caro Paul, inestimabile Paul, indefinito Paul, semplicemente Paul, sei tutta la mia vita.